Idrosistemi da oltre 30 anni è il punto di riferimento di Sardegna per la distribuzione di prodotti per acquedotti e fognature. Siamo a Sesto, uscita di Cagliari, abbiamo un piazzale di circa 15.000 metri quadri e magazzini coperti uffici per circa 1.000 metri quadri. Durante questi anni, oltre al settore tradizionale core business, acquedotti e fognature, abbiamo sviluppato il settore dell'irrigazione e molto importante anche il settore dell'impiantistica sia civile che industriale. Oltre ad avere i principali marchi a livello nazionale, abbiamo una struttura commerciale di tecnici commerciali sempre a disposizione dei nostri clienti per preventivi, consigli e assistenza. A livello nazionale, Idrosistemi fa parte del principale consorzio del settore, il Consorzio Griffone. Siamo in grado dunque di fare qualsiasi tipo di fornitura in tutto il territorio, alle stesse condizioni che possiamo praticare qui in Sardegna. Non vi resta che venire a trovarci per conoscerci personalmente. Dopo un primo giorno di scuola andato male, entrambe vogliono rifarsi. Per rispondere alla sconfitta della prima giornata, l'obiettivo comune è quello di cambiare subito marcia. Amici del calcio a 5, un saluto da Mattia Renna e benvenuti a Cagliari Atletico Foligno. Sono stati mesi di profondi cambiamenti a Cagliari, è nato il Cagliari Calcio a 5 con la Mediterranea che ha infatti cambiato nome, ha cambiato la guida tecnica, ha cambiato parecchio le protagoniste in campo, sono cambiati anche gli avversari sul parquet perché dopo la cavalcata dell'anno scorso è arrivata la Serie A. Oggi al Palaconi arriva l'Atletico Foligno che ha perso 4-2 in casa contro il Tiki Taka alla prima uscita di questo campionato. Stesso esito alla prima in stagione per il Cagliari che nella trasferta contro la Lazio ha subito la sconfitta per 3-0. Proveranno a rifarsi dunque sia le ragazze umbre allenate da Luigi Battistone sia le sarde allenate da Moreno Giorgi, subentrato quest'anno dopo il gran lavoro fatto da Stefano Versace che ha guidato la Mediterranea. Oggi Cagliari dalla Serie B alla Serie A, l'anno scorso sono arrivati 19 partite da 3 punti, 19 vittorie più un pareggio, 0 sconfitte. Quest'anno la musica ovviamente cambia con il livello che si alza. Dall'altra parte l'Atletico Foligno vuole fare leggermente meglio rispetto all'anno scorso, vuole regalarsi un campionato quantomeno più tranquillo, infatti ha trovato la salvezza con 3 giornate di anticipo ma soli 4 punti di vantaggio rispetto all'ultima piazza che vale la retrocessione. Prima di iniziare ci sarà il minuto di raccoglimento in memoria di Franco Chimenti, scomparso in questi giorni, il presidente della Federazione Italiana Golf.
Si dispongono in campo Cagliari e Atletico Foligno con il quintetto iniziale delle sarde che sarà composto da Mantila, Pereira, Dodero e Vecchione. Dall'altra parte Proietti, Magnini, Castagnoli e Narcisi. Con Pezzolla dentro anche lei, ha segnato il primo e sino ad ora unico gol di questo campionato dell'Atletico Foligno nel 4-2 contro il Tiki Taka. L'altro è stato un autogol. Scava in avanti Narcisi, sgambettata subito Castagnoli da Mantila. Posizione interessante per andare direttamente in porta. Sul pallone c'è Pezzolla. Subito qualcosa da fare per Antea Polloni, lodigiana di Pieve Fissiraga. Classe 2002 nel Giro della Nazionale, è stata convocata per il prossimo turno di qualificazioni mondiali. Va Pezzolla, forte, prende il palo. C'è stata anche una deviazione, ma la rimessa sarà per il Cagliari. Mantila, Cintia Pereira. Adesso Vecchione non può puntare la regala. Allora Castagnoli, Narcisi. Tocca fuori per il destro, con la punta ci ha provato Melina Magnini, destro alto, senza problemi per Polloni, che è arrivata quest'anno a Cagliari. Pereira punta, vuole fare la prima cosa giusta della sua partita, destro rimbalzato, alla fine Narcisi deve uscire. Con calma l'Atletico Foligno che ha iniziato molto meglio questa partita. Pezzolla. Narcisi, ancora Pezzolla, lavorano in orizzontale. La numero 6 e la numero 77, poi brava Mantila a rispedire al mittente l'azione di Castagnoli. Mantila in orizzontale, brutto pallone, Pereira lo tiene in qualche modo in campo, poi va verticale. Vecchione deve lavorare con il fisico, non parsa, però brava Narcisi a chiudere. Pereira scava ancora per il Vecchione, chiusa all'angolo, prova ad andare direttamente in porta, difficile. Impensierire Proietti. Giocano le biancoazzurre, Pezzolla. Narcisi va a sinistra, Castagnoli gliela ridà, poi Pezzolla, cercata non trovata, non si intendono lei e Narcisi. Un po' di caos in questo primo inizio di gara, con Pereira che va verticale. Vecchione, buono lo stop, poi non trova più il possesso. Narcisi riemerge alla fine, Pereira sul destro, murata, prima grande chance per il Cagliari, sarà calcio d'angolo. Allora Mantila, tocco fuori, Vecchione in mezzo, Dodero non riesce ad indirizzare per il bersaglio grosso, poi Pezzolla con il tunnel, buona per Castagnoli che imbuca dall'altro lato. Mantila è attenta, rispedisce al mittente, sarà rimessa in gioco per la squadra umbra. Magnini, verticale, cercata ancora Castagnoli, non ci può arrivare.
Mantila va a sinistra, Pereira può puntare, Narcisi sposta la brasiliana, non riesce ad incidere. Adesso Mantila, Dodero guarda verticale, poi rischia di perdere il pallone. Alla fine occhio al pressing di Pezzolla che trova il pallone con il mancino, cerca la porta, strozza troppo. Primo cambio per il Cagliari, fuori Dodero, dentro Giuliano, palla verticale per Vecchione, il campo finisce, ci arriva la ragazza di Napoli, arrivata quest'anno nel Cagliari Calcio a 5, lei che è stata protagonista con il Cagliari Beach Soccer nelle ultime 2 estati, vincendo anche la Coppa Italia, guadagnandosi un posto importante nella nazionale azzurra su sabbia. Adesso Vecchione, sale a destra Giuliano, vista con il destro, smorzato anche questo tiro. C'è stato il grande intervento di Pezzolla. E allora chance vicino all'angolo per le ragazze in maglia rosso-blu. Giuliano scava, cercata Vecchione, trovata adesso, va con il destro, viene murata. E allora raccoglie Antea Polloni. Lei che ha iniziato con il calcio frequentando le giovanili dell'Inter, poi ha scoperto il futsal con il Pero. Pereira cerca Giuliano, palla molto lunga, ci arriva Proietti. E allora Narcisi da ultimo uomo. Pezzolla. Narcisi, Magnini. Lavora sul perimetro la squadra di Battistone con Pezzolla che scava, palla buona adesso per Castagnetti, palla fuori. Pezzolla non riesce a trovare la porta. Destro alto. Pereira, Vecchione, spalle alla porta, rischia di perderla, alla fine la rimessa è sua. Mantila, presa un attimo in controtempo, Giuliano scava, la voleva sui piedi però Fabiana Vecchione, che a proposito della sua esperienza con il Beach ha giocato anche con il Pasteis, squadra di Lisbona con cui ha vinto 2 campionati nazionali. Narcisi, Ferroni, tocca il primo pallone di questa sua partita. Pezzolla, Narcisi, Ferroni. Va verticale, si pianta Castagnoli che gliela ridà con il tacco. Intuisce bene la finlandese Maria Mantila, arrivata in Sardegna dopo la sua prima stagione in Italia alla Mezia. Ferroni tocca fuori per Pezzolla, forte ma anche molto alto il destro della classe 92, arrivata dopo l'ultima stagione a Perugia, condita da 13 gol per lei. Mantila, Pereira, vuole puntare Narcisi, va la brasiliana che rientra sul destro, adesso taglia il campo, intuisce tutto Castagnoli, 2 contro 1, Narcisi gliela ridà, sono tornate in 3 le ragazze sarde. Adesso Vecchione, da sola per la porta, sul palo, a rimbalzo Pereira, ancora da Vecchione, ora sul mancino, non c'è luce per la porta, chiusura, Mantila, riapre, Giuliano vuole sterzare sul destro, il campo finisce, rimessa per il Foligno dopo i primi minuti appannaggio delle Umbre. Il Cagliari sta tornando ad impensierire dalle parti di Arianna Proietti, portiere classe 99 di Gallese, che ha segnato anche 3 gol nella sua stagione 23-24. Adesso Narcisi, tocca fuori Perzelli, Ferroni, tamponata bene da Vecchione che passa a sinistra, grande chiusura poi di Ferroni che pone rimedio al suo stesso errore. Allora Giuliano scava sul secondo, gran palla per Mantila che non ci può arrivare bene. Allora Proietti centralmente, Ferroni, chiusura molto buona, alla fine Vecchioni
deve fare la prima grande parata della sua partita. Arianna Proietti, sarà calcio d'angolo ancora per il Cagliari. Giuliano, Mantila, la piazza sul secondo, il primo gol in Serie A del Cagliari e della finlandese, 1-0 al Palaconi. Ha portato i suoi frutti la produzione offensiva che stava trovando grande ritmo negli ultimi 3 minuti, con il Cagliari che ha trovato l'1-0 e con l'Atletico Foligno che adesso deve rincorrere. Proietti, va verticale, trovata Vecchione che stoppa e poi apre. Giuliano, pressata, spalle alla porta, il campo finisce, la rimessa è per il Foligno. Aveva decisamente altre idee Moreno Giorgi, che si prende il giallo. Primo giallo estratto da Angelo Bottini della sezione di Roma 1. Pezzolla, Narcisi, Ferroni verticale, palla scavata, ci arriva Pezzolla che si gira ora sul mancino, gran giocata, trova i piedi di Polloni, poi Pereira non passa con il tunnel, la rimessa sarà per il Cagliari. Tanto fuori Giuliano, dentro Cossu. Pereira scava centralmente, Vecchione ci arriva. Deve lavorare spalle alla porta la napoletana con un passato anche nel calcio a 11. Lei che aveva iniziato proprio da attaccante sull'erba con la maglia del Napoli, poi anche esperienze con San Marino, Lazio, prima di stabilizzarsi tra beach soccer e calcio a 5. Pezzolla lavora bene a destra, poi Narcisi, gran giocata ora sul mancino, la 6 che piazza Polloni, ancora con i piedi, allontana la minaccia. C'è il lavoro anche dalle parti della 66. Nuovo portiere del Cagliari, Mantila, va verticale, palla molto lunga, non ci può arrivare nessuno. Sul Pizzi, è entrata anche lei per la squadra umbra. Pereira ruba il possesso a Zelli. Adesso Cossu, guarda verticale, vuole passare a sinistra, il campo finisce. Pezzolla, punta, la supera, poi tocca fuori, Narcisi, gira largo, sul Pizzi con la punta, palla alta. Doppio cambio per il Cagliari, fuori Cossu e Mantila, dentro Dodero e Giuliano. Narcisi trova Zelli, lavora spalle alla porta la numero 11 che adesso tocca fuori sul Pizzi, vuole dialogare ancora con lei, Giuliano si intromette, ruba il possesso, poi Cossu, Pezzolla ha altre idee. Palla centrale, era una grande idea per Zelli che infatti si dispera, liscia solo il possesso, la rimessa però è per lei. Si torna involontariamente addirittura da Proietti, verticale Dodero, si sostituisce a Polloni, poi Vecchione cerca la porta, trova invece il soffitto del Palaconi.
Narcisi da Pezzolla, Pezzolla da Narcisi, poi sul Pizzi, grande palla per Zelli, spalle alla porta, gliela ridà Narcisi, sul mancino, Vecchione, mura con il corpo, può salire il Cagliari che adesso sta soffrendo un po'. Dopo il vantaggio maturato nel quarto minuto, adesso qualche minuto di difficoltà invece per la squadra sarda. Sul Pizzi verticale, Narcisi la mette a terra, poi ancora in profondità, Polloni non ha difficoltà a raccogliere la ragazza che farà parte del gruppo portieri della nazionale. Dodero, Pereira, va verticale, Giuliano spalle alla porta, viene rispedita al mittente da Zelli. Adesso Giuliano. Vecchione prova la grande giocata, non riesce a passare a sinistra dopo aver ricevuto il possesso da Antonia Giuliano, laterale classe 97, reduce dalla stagione in B con la maglia della Salernitana. Narcisi sul Pizzi, ancora Zelli, palla giocata sempre a memoria, trovata la 11 che poi è l'ultima a toccare. Vecchione, Dodero va un pochino in affanno, poi trova una gran palla verticale per Giuliano che la lascia lì per un'avversaria. Allora Zelli ricomincia, Narcisi scava lei verticalmente, cercata Castagnoli, il campo finisce, non riesce lo stop alla ragazza in maglia 16, arrivata anche lei da Perugia. Questa tratta che ha visto anche altre sue compagne. Tanto Giuliano la regala sul Pizzi, palla verticale, Giuliano ha qualche difficoltà, due volte Castagnoli, due volte il Cagliari allontana, poi Dodero prende lo sgambetto, non cade, non c'è la punizione per lei allora. Narcisi a destra da Zelli, destro-sinistro non riesce a passare, poi Giuliano non allontana bene, sarà lei a lasciare spazio a Maria Mantila. Dentro anche Cossu al posto di Dodero. Castagnoli, Zelli vuole imbucare, gran palla sul Pizzi, sul mancino, passa sul Pizzi, grande parata in uscita bassa di Antea Polloni, sarà calcio d'angolo per le Folignate che cercano di tornare sul pareggio. Narcisi tocca centralmente, poi c'è il muro di Mantila, sarà contropiede, Vecchione non ci arriva, mentre rimane a terra Maria Mantila che ha preso una brutta pallonata. Può riprendere il match con Zelli che passa a destra, forte, serve ancora la mano di Polloni per rispedire l'Atletico Foligno solo in calcio d'angolo. Con le ragazze in maglia celeste che adesso stanno aumentando i ritmi della produzione offensiva. Narcisi, tacco, poi Zelli, smorza troppo, Vecchione deve uscire da una situazione complicata. Chiusa all'angolo la ragazza in maglia 77, la rimessa e per il suo portiere sarà time out.
Tornano in campo Cagliari e le sarde che hanno trovato il vantaggio grazie al destro di Maria Mantila. Adesso stanno difendendosi. Pereira passa a destra, vuole approfittarne per aprire da Vecchione. Chiusura di Pezzolla che poi non riesce a scavare. Su Pereira, ancora la sarda ad andare verticalmente, non ci può mai arrivare Vecchione. Pezzolla, Narcisi. L'Atletico Foligno vuole capitalizzare le parecchie chance adesso create negli ultimi 5 minuti di gioco effettivo. Magnini verticale, Pezzolla non riesce a lavorare con il fisico, allora Narcisi deve ripulire il possesso, la rimessa sarà per lei. Pezzolla, Narcisi. Messa un po' in affanno dal pressing del Cagliari, esce Pezzolla, ora verticale, prende controtempo Castagnoli. Il possesso è per Polloni. Mantila, Vecchione scava nella terra di nessuno, deve impegnarsi Pereira. Alla fine Proietti lavora bene in pressing. La ragazza brasiliana Pereira, arrivata quest'anno a Cagliari. Extra le altre di Rovigo e Bisceglie. Con la rimessa adesso per Giuliano, con la punta in avanti, Vecchione, 1 contro 1 con Narcisi, spalle alla porta, si protegge, adesso scarica, Mantila, Vecchione. Ancora la finlandese che sterza, c'è luce per Pereira, palla buona per la portoghese, anzi la brasiliana, pardon. Sarà rimessa per il Cagliari. Pereira, ancora Vecchione, deve lavorare ancora spalle alla porta. Adesso con una grande giocata, messa giù, c'è il fallo di Narcisi, punizione per il Cagliari. Con il capitano di Foligno che in realtà rimane a terra. Pereira e Vecchione sul pallone. Finta della brasiliana, Vecchione per la porta, deve fare una grande parata Proietti. Alla fine Polloni cerca il fisico di Fabiana, Vecchione ancora con il petto, poi scarica. Mantila, Giuliano, ancora la finlandese che adesso può puntare, cerca la via centrale, chiusa da Castagnoli. Allora Giuliano, verticale, cercava Pereira, ha trovato Magnini che poi vuole ribaltare il fronte. Chiusura di Giuliano, rimessa per le Umbre. Narcisi. Pezzolla. Trovata bene Magnini, spalle alla porta, non può puntare. Allora Pezzolla ancora. Per il suo capitano, presa controtempo Elisa Narcisi, passaggio fuori misura. Quello di Maria Grazia Pezzolla. Allora Pereira vuole andare dall'altra parte, cercata Vecchione, palla difficile.
Magnini regala ad Vecchione che poi sbaglia il primo controllo, cestina una grande opportunità di contropiede. La pivot del Cagliari con l'erroraccio qui delle ragazze di Foligno. Sul Pizzi, Narcisi rischia un po' sul pressing furente di Pereira che porta i suoi frutti. Ancora palla per il Cagliari che quando decide di aggredire lo fa sempre molto bene. Giuliano la lascia lì, Mantila pure, alla fine Vecchione taglia il campo, c'è la gamba di Sulpizzi. Adesso a battere Pereira, cercata Vecchione, palla troppo lunga, c'è anche il cambio fallo fischiato alla laterale brasiliana. Narcisi, Pezzolla, deve aumentare i ritmi l'Atletico Foligno che dopo il time out sta un po' faticando. Si gira Magnini, imbucata, Pezzolla con la punta, Polloni tiene ancora a galla il Cagliari che rimane sul +1. Sul Pizzi scava verticale, gran palla, gran lettura di Polloni che poi vuole assistere Fabiana Vecchione, cerca spazio sul mancino, poi cambia lato, Giuliano 1 contro 1 con la suola, la lascia lì, Vecchione, Mantila, ragiona il Cagliari. Vecchione a destra, Giuliano non passa su Pezzolla, poi trattenuta la ragazza con la 77, c'è il fallo questa volta di Antonia Giuliano. Era il secondo fallo in questo primo tempo per il Cagliari. Sul Pizzi verticale, palla difficile, la tiene in campo ma non riesce a riciclarla Castagnoli. Mentre rientra in campo il capitano del Cagliari, Dodero, Mantila, Pereira, punta Pezzolla, non passa la brasiliana che poi cambia lato, Vecchione con una grande giocata, ora sul mancino, Narcisi si aggrappa alla 77 avversaria, si prende anche il giallo, il capitano dell'Atletico Foligno, grande stop orientato di Fabiana Vecchione che adesso proverà ad impensierire Proietti. Sul pallone sempre in due, Vecchione la lascia questa volta a Pereira, palla buona, Mantila di prima, Murata, Vecchione a rimbalzo non ci arriva, poi Zelli, occhio al contropiede del Foligno, Pezzolla non la tiene in campo, la rimessa è giocabile per le ragazze di Battistone. Vecchione, altra grande giocata, questa volta va a terra ma non c'è fallo, contropiede dell'Atletico Foligno, Pereira ha altre idee, sbatte la porta in faccia a Sulpizzi. Pereira da Mantila, si allunga Vecchione, adesso cercata, trovata da una gran palla di Dodero, grande anticipo di Pezzolla. Polloni con le mani, cercata Vecchione, ancora Pezzolla in anticipo, a lavorare anche da difensore. Pereira per il 2 contro 1, grande chiusura di Sulpizzi che rispedisce al mittente il Cagliari. Grande intervento di Lucia Sulpizzi, tornata a Foligno dopo l'esperienza chiusa nel 2016. Tanto Mantila per l'assist, palla complicata, ambiziosa, non riesce a trovare Vecchione.
Narcisi, Pezzolla, ancora il capitano, poi Sulpizzi con il tunnel per Pezzolla, chiusa dall'altra 77 del match, che si porta anche a casa la rimessa con i piedi. Mantila, Pereira di prima, cercata Vecchione, trovata, attacco, gran palla, Pereira! Chiude troppo col mancino, sarebbe stato un gol fantastico. Non ha trovato la misura giusta per far male con il piede debole. La ragazza brasiliana in maglia 14. Vecchione scava centralmente, un regalo per Zelli che spara alto. Ha rischiato tantissimo il Cagliari. Polloni, Dodero, Mantila, taglia il campo, Pereira pressata da Narcisi, allontana, trova il corpo della sua compagna. Sarà rimessa per l'Atletico Foligno. Praticamente dall'angolo. Narcisi tocca fuori da Zelli, gliela ridà la ragazza in maglia 11. Pezzolla può puntare Mantila. Si torna dietro, Narcisi, Sulpizzi, Pezzolla, scava centralmente, Mantila chiude con le gambe, poi Pereira allontana in rimessa laterale per il Foligno, pallone profondo per Zelli che non ci può più arrivare. Allora Polloni, Dodero, Mantila, Pereira, esce a sinistra il Cagliari, adesso Mantila scava, pallone che diventa buono per Dodero, ha qualche difficoltà nel controllo il capitano delle ragazze in maglia rosso-blu, Narcisi, Sulpizzi, va orizzontalmente, Pezzolla pressata da Pereira, adesso Zelli, da Sulpizzi, rischia tanto, poi Narcisi, esce bene la squadra di Battistone, non ci arriva Sulpizzi, allora Polloni per il contropiede del Cagliari, 3 contro 3, palla centrale, Pereira, gran parata di Proietti che tiene a galla l'Atletico Foligno, Giuliano con la testa, non ci arriva nessuna ragazza del Cagliari, allora Narcisi lavora con la suola, esce dal traffico, gran giocata del capitano di Foligno, punizione per la squadra di Battistone. Fischia Moro, parte Zelli, diretta per la porta, collo esterno che prende solo la via del sostegno alle spalle di Polloni, poi Pereira, adesso ci arriva la brasiliana, messa giù, non c'è fallo questa volta. Pezzolla rientra sul destro, adesso c'è luce, non calcia, e allora Giuliano va per una compagna immaginaria. (2:45)
alla fine del primo tempo al Palaconi. Ferroni fa un po' di caos alla fine del possesso e per Mantila, cercata Pereira, trovata Narcisi, grande intervento in scivolata di Giuliano. Pezzolla, calcio in porta, si deve distendere Polloni che la vede passare solo all'ultimo calcio d'angolo ancora per l'Atletico Foligno che vuole riaprire la partita e tornare in parità. Ferroni va forte in mezzo, Polloni, mentre sono passati i secondi utili per battere. E allora Mantila scava verticalmente, Vecchione non riesce con lo stop. Castagnoli, Ferroni, adesso Pezzolla, punta sposta, riapre per Ferroni, sul mancino la numero 7 che poi imbuca, Castagnoli, Polloni deve ancora uscire, allontana con il corpo, poi Pereira si porta a casa anche la rimessa laterale. Mantila, Vecchione, vuole puntare Pezzolla, 1 contro 1, le due numero 77 del match. Giuliano raccoglie, poi allarga, gran palla, Pereira sterza, ora sul destro, viene chiusa. Raccoglie Mantila che va un pochino in affanno, Castagnoli gliela scippa a Ferroni mentre rimane a terra Giuliano, si ferma l'Atletico Foligno con un grande gesto di fair play, la butta fuori Elisa Narcisi. Si rialza Antonia Giuliano, ha ricevuto un colpo al costato, lascia il campo a Capitan Dodero. Con il Cagliari che restituisce ovviamente il possesso all'Atletico Foligno, 1 minuto e mezzo, poco più, poi sarà intervallo tra Cagliari e Atletico Foligno al Palaconi, ancora avanti la squadra di Moreno Giorgi. Basta sino ad ora il destro all'angolino di Maria Mantila, Castagnoli non supera la finlandese, Narcisi raccoglie, orizzontale, rischia un po', poi Castagnoli trova in qualche modo Pezzolla, 1 contro 1 con Vecchione, rinuncia a puntare la ragazza napoletana, poi accelera adesso, Vecchione concede solo il calcio d'angolo, altro giro per Maria Grazia Pezzolla che scava sul secondo, ci arriva Narcisi, destro sporcato da Mantila, ancora angolo per la squadra di Battistone. Narcisi tocca centralmente, Polloni la tiene lì, poi contropiede Cagliari, Pereira scava sul secondo, Vecchione la mette a terra, non passa, gran chiusura di Castagnoli, poi Proietti non riesce ad evitare la rimessa laterale, regala un pallone in zona tribuna. Pereira, cercata Vecchione, gran palla, la mette giù la 77 che adesso va sul mancino, finisce il campo, non riesce a girarsi la pivot del Cagliari. Narcisi, Pezzolla, ancora Narcisi quando mancano poco più di 30 secondi, Pezzolla per la porta, Polloni con la spaccata, poi Dodero per il contropiede, Narcisi anticipa. È lei l'ultima a toccare, la rimessa sarà per il Cagliari che si sta difendendo per tornare negli spogliatoi.
sull'1-0, Mantila verticalmente, Vecchione, stessa scena di sempre, questa volta non ci arriva. Pezzolla, 15 secondi. Poi la sirena scava, Mantila non riesce nell'anticipo, non fa neanche fallo. Pereira in mezzo a due, passa la brasiliana. Va Pereira sino in fondo, Narcisi ha altre idee. Concede solo il calcio d'angolo quando mancano solo 4 secondi. Altra chance per Pereira dall'angolo. Ma ancora in mezzo, palla che filtra, Mantila non ci arriva, finisce il tempo. Fischia la sirena, il Cagliari torna negli spogliatoi sull'1-0. Intervallo, ci fermiamo anche noi e poi torniamo in diretta per Cagliari Atletico Foligno.
Idrosistemi da oltre 30 anni è il punto di riferimento in Sardegna per la distribuzione di prodotti per acquedotti e fognature. Siamo a Sestro, uscita di Cagliari, abbiamo un piazzale di circa 15.000 metri quadri e magazzini coperti uffici per circa 1.000 metri quadri. Durante questi anni, oltre al settore tradizionale core business, acquedotti e fognature, abbiamo sviluppato il settore dell'irrigazione e molto importante anche il settore dell'impiantistica sia civile che industriale. Oltre ad avere i principali marchi a livello nazionale, abbiamo una struttura commerciale di tecnici commerciali sempre a disposizione dei nostri clienti per preventivi, consigli e assistenza. A livello nazionale, Idrosistemi fa parte del principale consorzio del settore, il consorzio Griffone. Siamo in grado dunque di fare qualsiasi tipo di fornitura in tutto il territorio, alle stesse condizioni che possiamo praticare qui in Sardegna. Non vi resta che venire a trovarci per conoscerci personalmente. Siamo tornati in diretta dal Palaconi per Cagliari Atletico Foligno. È finito 1-0 il primo tempo, ha sbagliato parecchie occasioni la squadra umbra, con il Cagliari invece cinico al quarto minuto a trovare il vantaggio grazie al destro all'angolino di Maria Mantila. Inizia bene il secondo tempo delle rossoblù con la rimessa in gioco guadagnata da Antonia Giuliano. Mantila, Pereira passa con lo scavino, poi Vecchione non trovata, Narcisi, Pezzolla ancora dal suo capitano, Zelli, Narcisi deve tornare da Proietti, Narcisi chiusa all'angolo da Vecchione, lavora molto bene in pressing la pivot napoletana, alla fine la rimessa è per l'Atletico Foligno. Non c'era il fallo secondo Angelo Bottini. Zelli, Pezzolla. Adesso Castagnoli gliela ridà, pallone profondo nella terra di nessuno. Può ricominciare la manovra offensiva del Cagliari. Pereira scava verticalmente, passa Vecchione solo per un attimo. Non c'è fallo neanche adesso. E allora Narcisi da Pezzolla. Ricomincia la squadra di Luigi Battistone, allenatore 33enne, arrivato un anno fa a Foligno. Questa infatti è la sua seconda stagione, lui che ha avuto esperienze anche con la rappresentativa femminile della Campania. Pezzolla, forte per la porta, deviazione di Mantila che fa prendere un brivido dalle parti di Antea Polloni, sarà calcio d'angolo. Fortissimo Polloni, ci mette le mani, poi esce e fa su il pallone. Vecchione può puntare Castagnoli, sterzata della 77 che ragiona, torna fuori da Mantila. Ora verticale, bella palla da Pereira isolata,
perde il pallone, allora Pezzolla la perde anche lei, Pereira la perde anche lei, contropiede per l'Atletico Foligno, palla troppo lunga per Pezzolla. Allora Mantila a tracciare verticalmente, Vecchione non riceve questo pallone, allora Proietti, Pezzolla da Castagnoli, gira largo la squadra di Foligno, Pezzolla probabilmente la più pericolosa nel primo tempo per la squadra dell'Umbria. Adesso scava, palla fuori, Zelli incrocia, scappa il pallone, c'è stata la deviazione, sarà calcio d'angolo per le biancoazzurre. Narcisi sul pallone, va fuori, Pezzolla se la sposta, calcia, Polloni trova ancora il pallone, poi va verticale, Vecchione, grande stop, non riesce il sombrero alla pivot del Cagliari, esce Pezzolla che scava molto bene, trovata Narcisi che la tiene anche in campo, sgasata centrale del capitano del Foligno, messa giù dal fallo netto di Antonia Giuliano, giallo per la Cagliaritana in maglia 8. Non il primo intervento fischiato ai danni di Antonia Giuliano. Eccolo il primo fallo di questo secondo tempo, con la possibilità per l'Atletico Foligno. Era partita molto bene centralmente Elisa Narcisi, poi fermata dal fallo tattico di Antonia Giuliano, che probabilmente spende in maniera matura il giallo. Pezzolla sul pallone, a sinistra Zelli, pronte ad attaccare la porta anche Narcisi e Castagnoli. Solo Giuliano in battuta. Parte Pezzolla, forte con il destro, trova Giuliano che era l'unica in barriera, è riuscita ad allontanare la minaccia, tocca anche questo pallone, sarà calcio d'angolo quindi per l'Atletico Foligno. Narcisi tocca fuori, Zelli trova l'esterno della rete, c'è stato ancora un tocco, ancora giro dall'angolo per Capitan Narcisi. Stesso schema, Zelli, ancora deviazione, altra chance. Adesso scava, Pezzolla deve contare i rimbalzi, rischia tanto, tocca lei per ultima, la rimessa è per il Cagliari, cestina, la terza possibilità dal calcio d'angolo, la squadra di Battistone. Mantila, verticale, Vecchione isolata centralmente, si protegge, la lascia lì, Pereira con la punta murata, poi Giuliano apre da Vecchione, 1 contro 1, lavora con la suola, destro-sinistro, imbucata, Giuliano, murata ancora, poi Vecchione prende un bel pallone, non riesce a trovare il passaggio in mezzo, Proietti verticale, Mantila allontana, poi la mette a terra Pereira, buono lo stop, fa un po' di caos, la perde, Giuliano lotta, riemerge con il possesso, poi passa in mezzo a due, gran caos, scivola, rischia tantissimo, essendo anche già ammonita, adesso verticale, Castagnoli, spalle alla porta, tocca fuori, Narcisi anticipata. Pezzolla, punta Pereira, non riesce a superarla, Zelli verticale, Mantila si intromette, poi Castagnoli, mancino murato, ancora calcio d'angolo.
Sempre Narcisi a battere, velo di Pezzolla, Zelli ancora forte, ancora fuori misura. Pereira scava per Mantila, arriva bene, prende anche il fondo, si sdraia a terra Pezzolla, anzi Castagnoli fa un grande intervento. Quindi Pereira, Vecchione strozza con il destro, stava per arrivare sul secondo Maria Mantila. Leggermente in ritardo la finlandese, adesso porta Pezzolla, centralmente Mantila gliela scippa, Pereira gliela ridà, non riesce a chiudersi il triangolo. Allora proietti verticale, lunga per tutti, poi regala il calcio d'angolo, Fabiana Vecchione che non si accorge di essere sola soletta. Ferroni scava centralmente, Mantila alza il campanile, Pezzolla con la testa, arriva Dodero, 3 contro 2, potenziale per il Cagliari, con Mantila che non riesce a trovare il possesso pulito. Pezzolla punta il capitano avversario, scava centralmente per nessuno. Vecchione, ragione il Cagliari, con ritmi molto alti in questo secondo tempo, gran caos però sino ad ora. Narcisi la scippa Pereira, poi apre Ferroni, scava sul secondo, ancora Narcisi con il pallonetto, Polloni deve alzare le mani, fa ancora una parata il portiere della nazionale. Ferroni calcia forte, facile questa volta la presa di Antea, Polloni verticale, cerca l'assist, cercava Vecchione, ha trovato la testa di Narcisi. Pereira gira largo, Mantila ancora dalla brasiliana, attacco che non filtra, allora Ferroni, Pezzolla punta, passa la 77, ora sul destro, apre a destra, Ferroni non intuisce le sue intenzioni, c'era anche luce per andare direttamente in porta. Dunque Pereira verticale, Vecchione adesso ha un po' di spazio per girarsi, puntare Narcisi, grande intervento della capitana Umbra che concede però la rimessa laterale in zona calcio d'angolo. Vecchione, Pereira scava, Mantila, spalle alla porta, sponda, adesso Vecchione si protegge la 77, palla centrale, fa un po' di caos Dodero, in spaccata non ci arriva, poi Pereira, ancora Dodero sul destro, murata anche lei. Mantila orizzontalmente, Pereira deve tornare da Polloni, il Cagliari scava la ragazza in maglia 66, Vecchione si protegge, Pereira verticale, la voleva sui piedi Dodero, poi Pezzolla si libera, adesso in buca, gran palla da Castagnoli, non riesce lo stop. Ferroni a contrasto con Vecchione, si è fatta anche male la giocatrice del Foligno che qui arriva in maniera un po' indecisa sul pallone. Tanto doppio cambio per Mister Giorgi, dentro Giuliano e Cossu, fuori Mantila e Dodero. Pereira, Giuliano apre di prima, fuori misura, la traccia verticale per Vecchione. Pezzolla sul Pizzi, verticalmente Ferroni cercata, sarà rimessa in gioco per la squadra bianco-azzurra.
sul Pizzi, ancora Ferroni si protegge, non trova il possesso, poi Pereira allontana e allora raccoglie Proietti, forte da Narcisi, non riesce a proteggersi il capitano di Battistone, poi Vecchione tenta la gran giocata, non le riesce. Pezzolla, Ferroni questa volta sì che trova il possesso, si divincola, rischia tanto sul pressing di Vecchione, alla fine Narcisi ripulisce il possesso, scava verticalmente sul Pizzi, spalle alla porta, non può girarsi, Pereira le scippa il possesso, adesso da Vecchione può andare in porta con la punta, Proietti deve ampliare la spaccata, sarà calcio d'angolo per il Cagliari. Giuliano da Pereira, forte ma anche molto alto. E quindi Pezzolla cambia il fronte. Pezzolla ancora in porta, sempre lei a minacciare Antea Polloni, altra presa non difficile per lei. Mentre è appena entrata nell'Atletico Foligno Federica Corboli. Giuliano, verticale, non trova Cossu, quindi Pezzolla per il contropiede umbro, non ci arriva e quindi Pereira non trova il 2-0. Parata di Proietti, da una parte adesso, dall'altra imbucata sul Pizzi con la punta. Giuliano ha altre idee, poi carica le sue. Adesso Ferroni in estirada arriva a colpire in maniera totalmente scordinata. Mantila, Vecchione, dall'altro lato Cossu, vista non scelta, si va da Giuliano, scelta adesso Cossu. Giuliano scava verticale, cercava Vecchione, palla imprecisa. Corboli cerca spazio, la numero 10, Pezzolla gliela ridà, stop difficile per Corboli, il campo finisce, rimessa Cagliari, carica le sue, Moreno Giorgi che invita adesso a buttare fuori il pallone, era rimasta a terra Federica Corboli, gesto di fair play del Cagliari. Ferroni verticale, Corboli, altro stop complicato, non le riesce. Questo è per lei il 6° anno all'Atletico Foligno. Cossu da Mantila, apre il campo, Giuliano anticipata da Castagnoli, la rimessa è però per il Cagliari. Vecchione fa un gran controllo, poi ha il problema di girarsi. Adesso punta Ferrone, passa Vecchione, apertura Cossu, torna dietro Mantila, poi Giuliano, deve puntare Castagnoli, usa il fisico, la numero 16 di Foligno, messa giù ancora da Giuliano, parecchio nervosa. In questo secondo tempo ha già preso un giallo. Narcisi, Ferroni, brutto il suo controllo, cambio di Giorgi, dentro Pereira, fuori Giuliano.
Narcisi da Zelli, Zelli da Narcisi. Ferroni. Adesso Zelli punta Vecchione, la supera solo in un primo momento, deve girare largo l'Atletico Foligno. Corboli rientra, calcia, si porta a casa il calcio d'angolo. Zelli, Narcisi. Ancora Zelli, non sta riuscendo ad incidere l'Atletico Foligno. Adesso sì, Corboli! La squadra di Battistone torna sul livello del mare con il gol di Federica Corboli, 1-1 al Palaconi. Gestione perfetta con Narcisi che arriva, gestisce bene il 2 contro 1 e poi Corboli deve solo accomodarla. In porta non può fare niente Antea Polloni con Maria Mantila che si perde alle spalle l'inserimento del capitano avversario. Trova adesso il pari l'Atletico Foligno. Proietti, Zelli vuole accelerare la squadra di Battistone per trovare anche il +1. Magnini viene a prendersela Pezzolla. Magnini non punta, torna fuori poi Zelli, verticale, palla molto alta per Narcisi. Un po' in affanno adesso il Cagliari che non riesce ad uscire con la palla verticale di Pereira. Parte Narcisi, cercata, non trovata, contropiede potenziale per il Cagliari, palla centrale, Cossu la restituisce a Pereira che ha qualche problema nello stop, non ci arriva più la laterale brasiliana. (8:30) alla fine della partita. Zelli lavora con il fisico, non riesce a passare in mezzo a due, si guadagna la rimessa. Allora Narcisi, Pezzolla, Zelli dà ritmo, l'Atletico Foligno che sviluppa a destra. Magnini deve tornare dal suo portiere. Allora Proietti va verticale, deviazione di Pereira, calcio d'angolo. A battere Magnini, Zelli, non c'è luce per andare in porta, Narcisi in buca, Zelli non riesce nella giocata, Pereira murata, alla fine Vecchione deve lottare, non può arrivare però su questo pallone sporco. Allora Zelli supera Pereira, poi orizzontalmente Narcisi, Zelli non si chiude l'1-2 e allora Pereira, 1 contro 1, murata la brasiliana che adesso scava. Rispedita al mittente centralmente, sarà rimessa per il Cagliari che prova a reagire. Proietti, va bene, gran palla da Magnini con il destro, alto, non trova il bersaglio grosso. La laterale in maglia 8, chiama time out Moreno Giorgi.
Mantila, Vecchione sta faticando parecchio in questo secondo tempo. La pivot Campana che adesso vuole andare in verticale, viene rispedita al mittente dalla spallata di Pezzolla. Narcisi cerca sostegno, lo trova in Castagnoli che gliela ridà. Narcisi con una mezza ruleta non riesce a passare, poi la lascia lì, gran palla. Pezzolla con la punta, Polloni la blocca in due tempi, rischia un po', ma alla fine salva ancora il Cagliari. Giuliano taglia il campo, Vecchione non ci arriva, palla lunga ma era giusta nella scelta. Adesso Pezzolla taglia il campo, che parata di Polloni che ci arriva con la spaccata. Adesso Mantila va in affanno, regala ancora la rimessa all'Atletico Foligno che sta dominando da quando ha trovato il gol dell'1-1. Magnini con mister Giorgi che guida la fase difensiva del Cagliari. Narcisi, Magnini va verticale, si chiude l'1-2, Giuliano quasi involontariamente chiude, poi Mantila butta il pallone. Adesso il Cagliari non riparte più. Zelli da Narcisi prende il fondo, poi va in mezzo, Polloni allontana, poi Giuliano per il contropiede del Cagliari. Con il mezzo tunnel era riuscita a passare Vecchione che non riesce a completare l'altra metà, e allora Narcisi vuole andare dall'altra parte. Mantila con un grande anticipo, non riesce il contropiede del Cagliari, allora Narcisi prende ancora il fondo, Giuliano con un grande intervento allontana la minaccia. Mantila va dall'altra, 3 contro 2, occhio a Pereira, forte in mezzo, si sdraia Zelli, poi Pezzolla conclude solo in calcio d'angolo. È rimasta a terra Elisa Narcisi, dolorante dopo la scivolata di Antonia Giuliano. Con Pereira che scambia con Mantila. Ancora calcio d'angolo per la squadra rossoblù. Pereira questa volta fuori, Vecchione! Che parata di Proietti! Concede solo il calcio d'angolo, la alza sopra la traversa, quel tanto che basta per mantenere la parità. Pereira la lascia lì, Vecchione con il velo che non riesce, si sdraia la brasiliana, torna addirittura da Polloni, pone rimedio alla giocata rivelibile di Vecchione. Intanto c'è la mano di Sharon Zelli. Mantila ricomincia da dietro il Cagliari che prova a rispondere alle avanzate offensive dell'Atletico Foligno. Quando mancano meno di 5 minuti alla fine della partita, Pezzolla, destro facile dalle parti di Polloni. Mantila, Giuliano, cerca Fabiana, Vecchione, perde un brutto pallone il Cagliari, Pezzolla, destro forte ma fuori.
mentre rimane a terra dolorante Sharon Zelli in questo contrasto con Fabiana Vecchione. È andato vicino a capitalizzare il contropiede l'Atletico Foligno, con Pezzolla che ha calciato tante volte vicino alla porta di Polloni sino ad ora, però il duello lo sta vincendo il portiere del Cagliari. Che partirà con la nazionale femminile del commissario tecnico Francesca Salvatore per le sfide di qualificazione ai mondiali che si giocheranno nel 2025 nelle Filippine. Intanto Vecchione lavora con il fisico, tacco, Mantila! Non trova la porta, non riesce, il grande assist a Vecchione. Tanto Mantila la regala, Corboli, contropiede che non riesce, allora Pereira riemerge col possesso. Proietti, anticipa Mantila da portiere a portiere, allora Polloni per Vecchione, scava, trova la mano, c'è il vantaggio, poi non fischia più la terna arbitrale. Gioca l'Atletico Foligno, Proietti, è un regalo da Pereira che se la sistema e calcia, Proietti senza troppe difficoltà. La classe 99, Mantila recupera ancora il Cagliari che adesso sta aumentando il ritmo e sta aumentando anche la qualità quando mancano 3 minuti e 40 secondi. Giuliano, verticale, la prende con la testa Magnini, poi Vecchione la addormenta sul parquet, Mantila va centralmente, buona palla da Pereira. Giuliano, Pereira, verticale Vecchione, scelta adesso, non trovata, c'è l'anticipo con la mano però di Elisa Narcisi, punizione Cagliari. Mantila, apertura da Giuliano, deve scavare, non filtra il passesso, adesso sì, Mantila finisce il campo, c'è stato il tocco di Corboli, rimessa rossoblù, scava Mantila, cercata Vecchione, occhio al contropiede, non ci può più arrivare Zelli. Pereira verticale, Vecchione, fuori Pereira, murata ancora la brasiliana, adesso soffre la squadra ospite con Battistone che suona la carica. Pereira con il destro, Proietti si sdraia, poi ritrova il pallone, si autolancia Proietti che apre, Corboli aveva altre idee. Ancora Pereira, cerca con lo sguardo Vecchione, adesso apre, Mantila. Vecchione scava sul secondo, la prende Zelli, Corboli tocca fuori. Pezzolla da Narcisi, respira l'Atletico Foligno che adesso affonda a destra. Zelli pressata da Giuliano, vince il duello la laterale del Cagliari che questa volta non commette fallo. Allora Mantila, Pereira dall'altra parte, scelta Vecchione, complicato lo stop e infatti non le riesce. Narcisi, Pezzolla scelta adesso, può puntare Giuliano, rientra sul destro, poi imbuca, Zelli la lascia lì, idea rivedibile, Vecchione allontana, Narcisi raccoglie, ancora dialogo con Pezzolla, palla centrale, Corboli la voleva sui piedi, esce la numero 10 per lasciar posto a Castagnoli, rientra la numero 16. Arrivata in estate dal Perugia. Mantila, ancora da Vecchione, si affidano sempre a lei adesso le ragazze del Cagliari, poi tocco fuori Narcisi per chiuderla, per il vantaggio dell'Atletico Foligno che trova il +1, gestione perfetta ancora di Capitan Narcisi che prima fa l'assist, adesso fa il gol al Palaconi, sono in vantaggio gli ospiti.
Pereira, Dodero, pressata, scippata del possesso da Zelli, poi Pezzolla per il 3-1 dell'Atletico Foligno, passa a destra, poi il campo non c'è più, perde il pallone Maria Grazia Pezzolla con l'Atletico Foligno che adesso avrà 1 minuto e 26 di gioco effettivo di sofferenza per trovare i primi 3 punti di questa stagione. Pereira, doppio passo, passa a sinistra, poi il campo non c'è più neanche per lei, se l'è allungata troppo la laterale brasiliana. Proietti, Pezzolla, passa centralmente Narcisi, adesso scelto il capitano Dodero, intercetta Pereira per il contropiede del Cagliari, gestisce male, 2 contro 1, Narcisi sterza, Narcisi adesso deve scegliere e tocca fuori. Zelli, Pezzolla, cerca la porta centrale, Polloni blocca in 2 tempi, poi innesca il contropiede, ancora Narcisi che ha fatto una partita perfetta. Cossu con la punta, direttamente in porta, Proietti blocca, Pezzolla scava, trova il corpo di Dodero, prende un po' di tempo l'Atletico Foligno, adesso Castagnoli, si gira molto bene in mezzo a 2, messa giù, non c'è fallo, Polloni verticale, palla buona da Vecchione, ancora l'anticipo di Narcisi che si porta a casa anche la punizione a 28 secondi dalla fine. Time out chiamato dall'Atletico Foligno per imbastire la fase difensiva, il Cagliari invece per trovare il 2-2. Zelli sul pallone, vuole gestire il tempo, l'Atletico Foligno che butta però questo possesso, il pallone allora è del Cagliari con Mantila che andrà presumibilmente davanti, cercata Vecchione, fuori misura. Il suggerimento per la pivot di Napoli, adesso Proietti con l'assist, Narcisi al volo, va a un passo dalla personale doppietta. Vecchione, Mantila, va a destra, Pereira sposta e calcia, non si fida della presa ma allontana comunque Proietti quando mancano 10 secondi di speranza per il Cagliari, di difesa per l'Atletico Foligno. Pereira scava sul secondo, Vecchione al volo, trova una grande coordinazione ma non la porta e i secondi passano. Proietti con le mani, Mantila non riesce l'anticipo, il possesso del Cagliari, 5 secondi, Polloni va davanti, cercata Vecchione con il tacco, 1, 2 e 3, i fischi di Bottini, ma anche i punti per l'Atletico Foligno che trova la prima vittoria del suo campionato, sbanca Cagliari, trova il 2-1 con la grande partita di Elisa Narcisi che trova prima l'assist e poi il gol
per la rimonta completata da parte delle ragazze di Luigi Battistone. Seconda sconfitta in questo avvio di Serie A invece per il Cagliari, che non riesce a rifarsi dopo il 3-0 in casa della Lazio. Dopo una partita importante sotto l'aspetto agonistico, esce però sconfitta dal Palaconi. C'è dei 3 punti agli ospiti dall'Umbria. Saluto finale, è tutto anche da Cagliari. Un saluto da Mattia Renna, un ringraziamento ad Alberto Tosini per il lavoro in regia e alle immagini. Un buon proseguimento di serata.